buonasera ai nostri Buonasera amici da tutti. casa. L'appuntamento odierno dei nostri ricette a Scotadeo. Siamo qua sui Colle Euganei, ma oggi il nostro matrimonio, il nostro sposalizio va fatto con il pesce. Certo. Un pesce che non Che è un vuoi? pesce ricco, un pesce, diciamo... È un pesce di tradizione. Un pesce che in tutte le famiglie è sempre sta fatto, di tutto il Veneto. Che sia? E Sardenza. E Sardenza, chi Anche è che non perché- conosce Sardenza? Anche perché, se abbiamo parlato del matrimonio, dopo la prima notte che vuoi un piatto sostanzioso. Sì. E la sposa non aveva avuto tempo di mettersi e a mattina dopo cucinare. Tra l'altro, questo Inese- è un piatto che si può fare anche 2 giorni prima. Ah. E ora è tutto già pronto e è E tranquillo. dice che anche è donna è paragonabile a Sardegna. Cavate, tutto il resto. No, ma a parte questo... Mia che avevo sentito a Colombo però. È diverso il discorso. Varie interpretazioni. Diciamo Ecco. che il Sardegna in Saor potremmo considerarlo un piatto di antipasto. E, Un piatto di antipasto. e potremmo considerarlo uno dei piatti più che fa parte proprio dei piatti della tradizione antica Allora, del Veneto. diciamo che i Ancora- pescatori se portava via il Sardegna. Ma certamente. Ancora, quando che era Marco Polo che il commissia a portare a Venezia e varie spezie, i pinoi, a uvetta, questo identificava la diversità fra i poareti, che erano altri, e i siori che poteva comprare sta Infatti siamo roba. passati da Marco Polo a Marco Cacco. Diciamo un Tra piatto l'altro che- povero che ne diventa adesso invece un piatto... una Che presa- se varie Pensioni. interpretazioni, scusami, Allora, Bianca Rosa, e sul Sardegna- fatto e- dei pinoli e l'uvetta, che se chi che lo fa con e chi che lo fa senza. No, anche lo Ecco, femo con. perché i gas ha un gusto un po' dolce. Ah. E l'Asia è a seconda dei gusti. Uno prova a casa, un giorno prova a mettere il pinoi o uvetta, E uno no. mia nonna e a me diceva senza, e a me diceva cara, toccia, totte, senti a sciora quanto buona che è. Infatti, E a me diceva che era più buona a sciora dei sardei. ma se è vero? Neanche apparecemo se prova a Sardegna, pensare sennò mi perché. voglia mangiare, E ora ste sardelle viene lavate, cavate a testa, Oh. fritte Capito. su un poco di olio e va messe su un piatto, olio di oliva sempre, e va messe su un piatto. A parte si taglia e a sciora a stricchette fine e si mette con un pizzico proprio di sale appena Appena. e si fa stufare di modo che diventa appunto quasi si trasparente appassisce e si ghiasonta un poco di aseo. Se mette il tutto, se querze tutto bene e sardelle E sta là a e sta là pomare. a pomare minimo un giorno. Minimo un giorno. Minimo un Infatti giorno. è a Sardegna si più dice che buona, più che- ecco, più che a se macera, che a se poma, che a sta là, Meglio. più buona diventa. Meglio. Più buona diventa. Allora, diciamo che il piatto è il vestito di questo matrimonio, il vestito di questa sposa, se Sardegna. Se sardelle, però adesso vi mostro il piatto Ah, come come che a che- come sposa che presentiamo. se vestia da sposa proprio. Ecco, e presentiamo così. Gli mettiamo e sardelle sotto e a sioia. Ecco, adesso mangiamo più sardelle, manco sioia. Beh. Una volta, siccome che sardelle era poche, e mi diceva pianco il fio. Ma poi in Imparemo casa poca. imparemo anche a casa a presentarle, no? Un po', sì. facciamoci un po' di scena, un po' di figura. E a Sardegna, mi raccomando, Tosi, mangiarla come man, perché no? Sta là Ma tutto certamente quanto. è più una soddisfazione. E ora, Caro Giorgio. sposo, come sia il durello, come te lo presenti? tu? Questo è un piatto particolare nel senso che c'è la presenza dell'aceto, quindi la presenza dell'aceto condiziona tantissimo l'accostamento con il matrimonio col vino. Il vino in questo caso appunto deve avere un'acidità sostenuta, meglio di tutto che non il durello dei Montedessini, questo sicuramente dici che proprio si sposa perfettamente. Per me sicuramente sì. Allora, però oggi facciamo vedere anche come si stappa, perché tante volte stappare uno spumante Non sei da tutti, diventa un problema per tanti. Uno il ciappa, non sa come ciapparlo. Allora, intanto la mano, mi ha insegnato che la mano, diciamo, per tenere la bottiglia, si mette in una posizione, diciamo, nel fondo della bottiglia. In un modo... Una volta lo si Ecco. prendeva, ma quando si faceva la mescita. Allora, qui in questo momento, siccome è più comodo anche nel servizio, è meno rischioso nel farlo cadere, è meglio prenderla in questo modo la bottiglia. In questo modo la bottiglia poi si toglie la capsula, in questo caso la capsula era già Attento che parte il seghettata, tappo. quindi era facile anche aprirla. Dopodiché si toglie la gabbietta, si tiene la bottiglia leggermente inclinata, attenzione che non parte il tappo. A questo punto, sempre tenendo la bottiglia inclinata, si stappa
Ecco qua. Non succede, Evviva! non succede nulla, perché se io l'avessi aperta in questa posizione il vino sarebbe uscito Pastorava su. facendo danni inimmaginabili. Allora, la temperatura entro cui va bevuto questo vino? Io lo osservo molto freddo, addirittura dai 6-8 gradi, perché molte volte il bicchiere è caldo, di conseguenza poi 2 gradi sicuramente. E ora Giorgio, potremmo dire viva i sposi? Prego. Viva i sposi? E Durello dice, Durello tutto un altro bere, invece noi altri disiamo chi che lavora Magna. e Chi non lavora Magna e beve. Durello. Prenditi. Durello sia.